Marghera è simbolo del lavoro, ma anche simbolo delle trasformazioni del lavoro. Per la prima volta Marghera accoglierà la manifestazione nazionale del 1° maggio, festa dei lavoratori, un luogo simbolo dell'industria italiana, del progresso e poi del lento decadimento. E sul lavoro, sulla dignità del lavoro è incentrata la giornata. Affronteremo proprio questo tema di come rimettere al centro della discussione politica e sociale il lavoro. Marghera davvero rappresenta un luogo iconico in questo senso. È un tema importantissimo e la scelta di Marghera conferma. Marghera ha segnato la storia industriale di questo paese nel secolo scorso, ora è alle prese con una grande e profonda trasformazione. Dobbiamo capire quale sarà il futuro, ma c'è un futuro per il lavoro che, come dice lo slogan scelto per la manifestazione di domani, deve essere dignitoso, ben retribuito, poco precario. Un grande valore aggiunto avere qui la manifestazione perché significa mettere al centro le grandi emergenze del lavoro e anche del nostro territorio. In piazza Mercato dalle 10 del mattino il via ai dibattiti dei segretari confederali nazionali. Sul palco Maurizio Landini della CGIL e Daniela Fumarola per la CISL e Pierpaolo Bombardieri di UIL. Oltre 5.000 le persone attese. Appuntamento nazionale che si terrà dunque nella municipalità nata per dare alloggi a chi lavorava in fabbrica. Negli anni 70 circa 40.000 persone, ora luogo più multietnico e multiculturale di tutta la città metropolitana. Dopo crisi industriali, il declino dell'industria chimica, incidenti sul lavoro, fabbriche pericolose in fiamme, Marghera per il 1° maggio è luogo simbolo della necessità di cambiamento. Le retribuzioni che devono essere dignitose e devono permettere alle famiglie di vivere dignitosamente, appunto, del lavoro sicuro, di un lavoro appunto che torni al centro della discussione, che veda essere riconosciuto da tutti il suo valore. La nostra è una regione che ha bisogno di essere riposizionata sulle politiche industriali, che deve investire in sviluppo, in competenze, in lavoro dignitoso, in salario giusto, e quindi avere qui la manifestazione significa dare un segnale forte di quale sia la volontà di investire nel Veneto e in tutto il paese. Ma noi pensiamo che davvero domani sarà una grande giornata di festa oltre che di responsabilità.